Questo video è stato in collaborazione con Simone Regali Animation Studios. Sì ragazzi, oggi è arrivato un video speciale della festa di San Patrizio. Bene, io direi iniziare subito ragazzi. Aspettate, se voi non vi siete iscritti alle storie Italiche Plus e Simone Regali Animation Studios, vi consigliamo di farlo, perché a voi non vi frega per niente, ma per me è fondamentale. Bene, parliamo adesso della storia di San Patrizio di Irlanda. Allora, San Patrizio è stato il vescovo di Irlanda, uno dei importanti vescovi della Chiesa Cattolica. Lui è famoso perché dei serpenti, ma anche che aveva proprio settato l'arrivo del cristianesimo in Irlanda. L'Irlanda, se lo sapete, occupato dai Celti, una popolazione nomade proveniente dall'attuale Turchia, considerate di fosse fare parte d'Europa, arrivarono anche fino all'isola di Irlanda attorno al 1000 a.C. I Celti erano ancora politeisti, credevano cioè ancora alle divinità, come i famosi Giunti. Allora, l'episodio più celebre della storia di San Patrizio era quello dei serpenti. Si dice che San Patrizio utilizzasse una campana per allontanare i feroci serpenti, rendendoli più davvero innocui, come potete vedere là. San Patrizio è diventato una figura importantissima nella storia del cristianesimo cattolico. Per far capire ai Celti che è arrivato il cristianesimo, lo fece mostrare con una foglia di trifoglio per indicare la Trinità cristiana, ossia il Figlio, volevo dire il Dio, il Figlio e lo Spirito Santo. Come potete vedere, la festa era ancora svolta da questo meraviglioso anche esperimento. Dovete sapere ragazzi che questa festa ha avuto anche dei grandi diffusioni con le migrazioni. L'Irlanda, che era sofferta dalla fame a causa delle continue richieste del Regno Unito, alcuni irlandesi decisero di andassero via dall'occupazione britannica e emigrare verso altri paesi come l'Australia, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti d'America e il Canada. Eh sì, il verde rappresentava la speranza, ma è anche il colore preferito dagli papi. Uno degli esempi che possiamo trovare è il famoso pozzo di San Patrizio, come potete notare. Si trova a Orvieto, in Italia, e la leggenda narra che chiunque riuscirà a scendere dal pozzo riceverà una fortuna molto preziosa. Eh sì ragazzi, San Patrizio è diventato una figura importante nella storia dell'Irlanda. Tutti conoscono anche per la storia di lui e dei serpenti. E fu anche eretto
una cattedrale che si trova a Dublino, la capitale della Repubblica di Irlanda. L'Irlanda, che è diventato un paese importante, è diventato anche famoso per la sua festa di San Patrizio. I Celti, rendendosi conto che facendo capire che il cristianesimo è arrivato, hanno difficoltà a rinunciare per la loro religione. Così realizzarono la famosa croce celtica, raffigurata con disegni geometrici che prendevano anche quelle che usavano ancora più, quando erano ancora pagani. San Patrizio è diventato famoso anche per l'Irlanda e ancora oggi in vari mondi, soprattutto nella Repubblica di Irlanda, si festeggia il 17 marzo in onore per mostrare l'arrivo dei cristiani nel mondo. Bene, questo è tutto su questo video. Vi consiglio di iscrivermi se si non magari mi ci studio e storie tante e dichiaro un buon San Patrizio a tutti, anche dagli irlandesi. Ricordate di iscrivermi al canale e ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Buona festa!